mister Gaetaniello, già in partenza l'impresa era quasi impossibile, però questo 6-5 incassato francamente suona molto male. Sì, vabbè, il risultato 6-5 non fa testo perché noi bisognava fare 4 metri, non importa il risultato. Quello che importa è stato, diciamo, la squadra che dal punto di vista dell'aggressività e dell'agonismo ha giocato veramente una partita sopra le righe e quest'anno, a parte le partite con le coppe straniere, non si era mai vista. Mi spiace il rammarico forse che di aver buttato via la partita laggiù a Padova e oggi si doveva rincorrere un risultato e purtroppo ci voleva un miracolo. Abbiamo fatto quello che potevamo nel primo tempo e anche nel secondo, però in certe situazioni ci è mancato quel passaggio in più per cui finalizzare un'azione, perché forse se anche nel primo tempo facevamo quella 1 o 2 mete che potevamo, era alla nostra portata, forse lo riveniva un po' di dubbio, noi prendevamo un po' di morale e di conseguenza forse la partita sarebbe filata su un altro aspetto. Quello che rammarica è che, non per fare retorica sul gruppo arbitrale, ma c'è tutte le volte e c'è sempre qualcosa che ci penalizza un po' oltre i limiti e questo non va bene perché specialmente nel rugby, in questo sport, dovrebbe essere più un discorso proprio di vederla a faccia, in certe situazioni purtroppo non dell'arbitro, perché l'arbitro non può vedere, però dell'assistenza di linea che non riescono soltanto ad andare a senso unico e questo è indecoroso per, diciamo, per la terna arbitrale, ma specialmente per qualche elemento che arbitra e si fa il segnalino in questo campionato. Quanto ripenserete a quei 5 minuti a Padova in cui di fatto si è stata persa questa semifinale? Sì, sicuramente quei 5 minuti di follia peseranno nella storia dei Cavalieri di Prato. È stato come bene o male 3 anni fa, 4 anni fa, quando perdemmo all'Aquila nella stessa maniera, perché prendemmo 2 metri all'ultimo minuto e in casa si vinse, ma però bisognava fare con un divario di punti. Purtroppo anche a livello diciamo, mentale non era l'approccio giusto, perché il Padova è venuto qua, giustamente ha fatto la sua partita per rallentare il gioco, per portare in fondo, specialmente il primo tempo, a affossare un po' il gioco. Ci sono riusciti, noi non siamo stati bravi ad essere lucidi in certe situazioni d'attacco, in touch e in mischia, essere proprio il killer instinct che ci vuole in questi momenti e loro ne hanno approfittato. Merito al Padova che ha fatto la sua partita senza usare come nelle loro caratteristiche, però specialmente oggi era una partita da non rischiare e portare la squadra in finale. Loro ci sono riusciti, io devo fare un plauso alla mia squadra per la grinta, per la voglia che ci hanno messo, però purtroppo è mancato l'ultimo passaggio in quelle 2 o 3 occasioni e in quelle touche e in quelle mischie non abbiamo avuto l'intelligenza tattica e quella pazienza per poter portare in fondo una partita. Purtroppo gli episodi sono quelli che poi condizionano tutta una partita e il campionato, riferendomi a domenica scorsa con quei 3-5 minuti di follia.